È giallo a San Biagio di Callalta, dove la notte scorsa nel parcheggio dell'albergo Olmi di via Primo Maggio 2 auto sono state distrutte da un incendio. L'allarme lo hanno lanciato i residenti delle abitazioni accanto alla struttura, avvisando immediatamente i vigili del fuoco giunti sul posto con 2 autobotti. Per domare le fiamme ci sono volute diverse ore e fortunatamente non hanno coinvolto altre autovetture che sostavano nel parcheggio dietro l'hotel. Il grosso boato è stato udito anche a molta distanza dal luogo dello scoppio. Tanta paura invece da parte dei condomini dei palazzi che sorgono vicino all'albergo, che appena viste le fiamme si sono precipitati a spostare le auto per pericolo che fossero danneggiate. Ho sentito un gran botto e ho chiamato i carabinieri pensando o la banca o la posta. Ho avuto paura. Eh, io ho sempre paura perché qui ne succedono di tutti i colori, ma io sono abituata, chiamo il 112 e dico succede così, poi valutano loro. Ignote le cause delle fiamme. Una delle 2 macchine è di proprietà del titolare dell'albergo. Indagano i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei militari che non escludono la pista del dolo.